a cosa ne pensa il rappresentante del Movimento 5 Stelle, beppegrillo.it. Allora, che le firme... Noi le firme le abbiamo raccolte tutte, le abbiamo raccolte come la legge dice di raccoglierle. È stato un mese e mezzo, credetemi, durissimo, dove centinaia di ragazzi hanno fatto banchetti con autenticatori, abbiamo girato mezzo Veneto con le nostre autovetture a raccogliere i certificati, e considerate che noi non abbiamo un euro e non abbiamo una struttura come può avere un partito. Grillo Abbiamo Beppe Grillo che ci aiuta a catalizzare e far venire le persone. Ora io mi chiedo, se queste regole che ci sono per tutti sono state rispettate da noi, e il venerdì mattina, cioè il giorno di apertura della presentazione delle liste, noi alle 9 del mattino abbiamo presentato le liste in tutte le province del Veneto e alla Corte d'Appello di Venezia, mi chiedo com'è possibile che un partito delle dimensioni di quelli che ci governano non riesca a fare altrettanto. Evidentemente il problema sta da qualche altra parte. Telefonate, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Antonio, telefono da Treviso. Buongiorno Antonio. Allora, io volevo esprimere il mio disgusto per quanto è accaduto e sta succedendo per quanto riguardava le liste. Io posso comprendere il fatto che non si possono escludere degli elettori soltanto perché uno è arrivato 10 minuti dopo della chiusura, ma quando si presentano liste con 500, oltre 500 firme false, non quello è una violazione. Ecco, infatti, sai, ne parlavo prima con Borrelli, io sono d'accordo con lei, che secondo me ci si sta impuntando su aspetti formali, cioè su dove nel Lazio si era dentro e si era fuori, nel corridoio, nell'atrio, sulle scale oppure al bar, in Lombardia se il timbro era tondo, sul timbro era quadro, e non si stia proprio mettendo l'accento su quello che lei dice, che ci sono firme quantomeno discutibili. È questo, su una cosa del genere non è tollerabile che si passi sopra, insomma. Allora domani mattina io mi vado a prendermi i moduli, li firmo, compilo, li presento, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Grazie mille, vediamo l'opinione dell'ospite. Guardi, questa telefonata mi ha anticipato proprio nel discorso che stavo per finire. Ripeto, secondo me il problema è un altro. Il problema è proprio la regolarità nella raccolta delle firme, la regolarità nell'autenticazione di queste firme, che andrebbe verificata molto molto attentamente, perché ho l'impressione che tanti ritardi siano dovuti a liste fatte all'ultimo momento, organizzate come penso sia immaginabile. Ecco, questo credo che sia il vero problema. La domanda che faccio un po' cattiva è, secondo lei, visto che lei è andato a presentare le firme, sì, lei pensa che vogliamo definirgli inetti, addirittura mi sembra Emma Bonino li definisca i bari, tanto addirittura dice ho la tentazione di non giocare con i bari, usiamo il termine che vogliamo, queste persone ci sono soltanto in Lazio e in Lombardia? Ci sono soltanto da una parte politica? In Veneto lei metterebbe la mano sul fuoco che tutte le liste sono a posto? No, assolutamente, questo è una cosa dilagante che riguarda tutto il paese, assolutamente. Questo non è un problema. Il Movimento solo. 5 Stelle sarà presente in tutte le 13... No, noi non avevamo né i mezzi, né la possibilità, né le persone per partecipare in tutte e 13 le regioni. Siamo presenti solo in 5, siamo in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in Campania e in Emilia Romagna. Toscana per esempio no? Non ce la facciamo. Il non ce la facciamo è legato proprio al discorso delle firme? È legato al discorso dei mezzi, degli uomini, della possibilità. Noi non abbiamo, ripeto, non abbiamo finanziamenti pubblici, non abbiamo soldi, è tutto autofinanziato e usiamo semplicemente Beppe Grillo che ci fa da megafono, e ovviamente non è che possa girare l'Italia in un mese, può limitare per forza le sue già. Così ha riempito il suo calendario fino al giorno delle elezioni con 5 regioni. Grillo, oggi come oggi si sente un politico? No, lui è assolutamente stanco della situazione. Lui queste battaglie le fa, chi lo segue lo sa, le fa da 10 anni. Come vi siete incontrati? Attraverso la rete, internet. Nel 2005. Che è quella che sto usando anche in questo momento per fare... Sì. Spero non le dispiace se uso le foto di... No, ci mancherebbe. L'ho conosciuto in questi gruppi che lui ha formato dove la gente si incontrava, si chiamano meetup,
e dove c'era la possibilità di conoscere persone del luogo di residenza che in qualche maniera erano accomunati dalle stesse idee, e attraverso questi gruppi siamo arrivati a conoscerlo. Però lui ci crede in queste cose, cioè ha 62 anni, ha una vita passata sicuramente negli agi, chi glielo farebbe fare? L'ha sempre avuto il denaro, anche questo attacco che ogni tanto gli si fa che lui da queste cose riceve denaro, lui i soldi li ha sempre avuti, ha 6 figli, è preoccupato per i suoi figli, il più piccolo ha 9 anni, per cui posso anche immaginare che voglia anche lui lasciare un futuro e un'Italia migliore di quella che è.